Vi ringrazio e io sto provando, come penso la maggior parte delle persone che sono qui con me, una fortissima emozione. Un'emozione che nasce dai forti sentimenti che questa nostra manifestazione riesce a far crescere dentro di noi. Voglio ringraziare tutti, ma in particolar modo il motore di questa festa, i giovani che partecipano, i giovani che sudano, i giovani che prestano la loro opera in tutte le manifestazioni del Palio e della Contrada. Siete voi la forza di questa... Siete voi la forza di questa realtà. Siete voi quelli che danno vita e danno speranza, siete voi che sarete i prossimi difensori, i prossimi priori, i prossimi capitani, i prossimi membri del magistrato, quelli che sostituiranno persone vecchie e vetuste come me. Siete quelli che date un senso al nostro futuro. Vi ringrazio di cuore e vi saluto. I nostri appuntamenti li conoscete tanto, sono il 12 per la festa degli statuti e asta e Bacchè. Ci ritroveremo il 16 per la processione con il corteo storico, il 17 con tutto l'iter che inizia la macchina del Palio, quindi le previsite e la provaccia e poi il momento di grande e forti sentimenti, le cene propiziatorie, e poi il 18 dalla mattina la presentazione dei fantini, la segnatura dei fantini in comune, la presentazione a tutto il popolo qui nel balcone del vecchio comune e poi la corsa. Prima la passeggiata storica e poi la corsa. Grazie, grazie, grazie. Buonasera. È una bella serata anche dal punto di vista climatico. Non è più quel caldafoso, abbiamo un po' di fresco e abbiamo una cosa bellissima, abbiamo che si rifà il Palio. Finalmente siamo di nuovo in questa piazza dopo 2 anni di assenza completa. Io ho visto il Palio pitturato dalla Patrizia Almonti, che era quello del 2020, l'avete visto anche voi. Un Palio bellissimo, una bellissima simbologia che però ahimè non è potuto correre e non è stato potuto festeggiare. Questo Palio si trova ora nell'aula consiliare del comune e se ricordate in fondo a questo Palio del 2020 con questa Madonna di San Pietro incorniciata con questi 2 cavalli liberi ha sotto di sé una spina, una corona di spine con sopra una rosa viola, aggiunta quando il Palio non si poteva più fare. Oggi è festa perché mi sono sentito in obbligo, ma non in obbligo, con grande piacere fare vivere il Palio a una artista che con tanto amore aveva fatto quello del 2020 e che non poteva essere corso. Abbiamo la fortuna che di nuovo ha accettato e oggi abbiamo il nuovo Palio sempre fatto dall'artista Patrizia, di cui questa sera veramente dopo il Palio andremo sulla mostra a vedere che cosa di bello sa fare, di cosa di artistico riesce a produrre. Però vorrei parlare di questo Palio, ma ne parlerò dopo, quando sarà scoperto. Io ho avuto la fortuna di vederlo più di 1 anno fa in un bozzetto, sono l'unico che l'ha visto. Quindi nessun altro lo conosce se non io l'artista e quindi fa piacere, non anticipo. Io dico soltanto che mentre il rettore ha parlato dei giovani, che è una cosa bellissima, io ringrazio anche i tamburini, ringrazio gli sbandieratori, questi piccoli sbandieratori che effettivamente sono la gioia del paese, ma anche tutti, come ha detto, i giorni delle contrarie. Mi è d'obbligo però ricordare che questi 2 anni sono stati 2 anni di sofferenza, 2 anni di pena, non soltanto nel mondo della comunità pianese ma anche nel mondo delle contrade. Ci sono delle persone che non ci sono più. Dedichiamo questo Palio stavolta gioioso, e questo lo posso dire perché con gioia dovremo andare avanti con forza, con gioia. Speriamo che di queste pene cominciano a calare da un punto di vista
sanitario, umano, no? Che si riprenda una vita normale, e con la vita normale la speranza di poter credere di nuovo. Questo è l'augurio che il sindaco deve fare alla propria gente. È un augurio vero, un augurio di salute, di prosperità, di benessere e nello stesso tempo di gioia, perché è il momento di cominciare a sorridere e a crederci veramente. Io lascio di nuovo la parola al Rettore, a Bruni, perché presenterà ora due opere, quello di Aste Bacchetta e l'altro il Cupello, fatte anche queste da due cittadini di Piancastagnaio. Credo che anche queste sono opere di una nostra terra, ma che nulla manca rispetto agli altri. Il gioco in casa, e quindi ogni volta che si gioca in casa l'emozione è più forte, quindi sarò breve e racconterò in due parole un po' quello che ho fatto. L'idea è nata, diciamo, a seguito proprio di questi 2 anni. Il Covid purtroppo ha costruito un muro davanti a tutti, ha costruito un muro tra noi e la nostra vita sociale. Purtroppo ogni manifestazione si è interrotta, il palio e tutto quello che ruota intorno al palio si è interrotto, e quindi poi dopo lo vedrete. Diciamo, ho voluto rappresentare proprio la rottura. Il 2022 è una rinascita in qualche modo, quindi il muro che si infrange, vedrete poi, il muro infranto, escono fuori da questo muro rotto la voglia di ripartire, quindi le bandiere lanciate in aria con sfondo un cielo azzurro, e il simbolo di Piancastagnaio, il castagno, che non potevo non mettere perché per me è davvero il simbolo, è rimasto lì davanti al muro a indicare che comunque la natura c'è, la natura è rimasta quella che era, e si va avanti, si scopre, perché se si vede si capisce meglio. Voleva essere il muro della pandemia che ci ha bloccato da tutto, e il 2022 è l'anno della rinascita e della voglia di ricominciare. Ecco tutto. La prossima opera che ci sarà illustrata poi dall'artista che ha, come ha detto il sindaco, più volte prestato la sua arte per il nostro palio, è il Cupello. Lascio la parola quindi al maestro Giubilei Marco. Dirvi questo, spero di mettere insieme due parole, perché è vero, sono anni che collaboro per il palio e comincio ad essere vecchio e un po' rincoglionito, credo che si possa dire rincoglionito, nel senso che prima cosa, a sottolineare quanto sia vecchio e rintronato. Quando ho finito di fare il lavoro mi sono reso conto che nell'orologio della piazza mancavano le lancette, e quindi ho dovuto rimettermi a rifarle, perché velocemente vi spiego perché ho scelto questo tipo di lavoro, che tra l'altro è molto semplice. La Madonna è la Madonna di San Pietro, però per realizzarla sono partito dal brano della Visitazione di San Luca, che testualmente, ora io non ricordo, ma all'incirca dice così: in quel tempo Maria si alzò in fretta e si mise in viaggio verso la montagna per una città.
E io ho voluto immaginare che Maria si alzasse in fretta e infatti le ho dato un equilibrio precario. Il bambino, se lo vedete, guarda un po' impaurito verso fuori, lo spettatore, anche il cavallo la guarda come per dire che succede. E ho voluto immaginare che questa montagna fosse proprio la nostra e questa città fosse Piancastagnaio. Quindi ho voluto immaginare Maria che si mette in cammino verso Piancastagnaio, con tutto quello che ne potrebbe succedere. Quindi lascio ad ognuno di voi, spinto dalla fede o spinto dalla fantasia, immaginare quello che Maria possa concedere ad ognuno di noi che è qui presente corporalmente o che lo possa essere con il pensiero. Vi ringrazio profondamente e ringrazio il magistrato e l'amministrazione comunale. Questo palio, in qualsiasi contrada va, come i pali precedenti, sono proprietà della comunità paliesca. Non dobbiamo essere gelosi, è vero, è una competizione, una corsa, qualcuno lo vuole per forza, no? Ma poi diventa un patrimonio e dobbiamo dire che abbiamo dei pali meravigliosi. Nelle nostre contrade abbiamo veramente delle eccellenti opere d'arte, a cui si aggiunge anche questa sera il palio di Patrizia Almonti. Vedrete come è un palio liberatorio. Di qualcosa di veramente finito, di bello, ma anche di liberatorio. Dicevo che la Madonna era stata incorniciata l'altra volta, ora vedo questa Madonna libera, no? Fuori delle cornici, fuori di una simbologia iconoclastica che potrebbe sembrare di racchiuderla, e invece dal senso della Madonna che esce stavolta, no? Che di nuovo si fa festa, di nuovo diciamo il palio, di nuovo diciamo veramente come questo cavallo stupendo con questa coda intrecciata d'arte incredibile. Ma quello che a me è piaciuto moltissimo, devo dire onestamente, sono questi 4 giovani che cantano, urlano: ci siamo di nuovo, siamo qui a fare questo palio meraviglioso, siamo a correre il 18 d'agosto per un palio che rimarrà anche questo, dopo 2 anni veramente di buio, rimarrà nella storia come il primo palio dopo il Covid. Quindi io credo che è stupendo, io l'ho ritenuto così, alla prima volta ho visto il bozzetto, non mi dilungo di più perché è giusto che parli l'artista. Si vede il Piancastagnaio dietro con questa Madonna che si libera dietro questa roccia, eccetera, con questo cavallo che anche lui si innalza. Ma quello che è bello sono questi 4 giovani che rappresentano ognuno una contrada, che stanno esclamando, urlando quasi questa gioia. Quindi
è un palio di gioia, un palio liberatorio, un palio che io auguro a tutte le contrade, non posso dire una per l'altra perché effettivamente è così, ma un palio che rimane nel patrimonio pagliesco del comune di Piancastagnaio. Grazie Patrizia, ti lascio la parola. Saluto le autorità, gli amici, i contradaioli e quanti, venendo da fuori, onorano oggi della loro presenza la città di Piancastagnaio. È veramente festa grande per questa comunità, perché dopo 3 lunghissimi anni tutte le strade sono di nuovo colorate e le bandiere sciolte al vento. In ogni contrada fervono i preparativi, riprendono i canti e gli sfottò, si provano i costumi, i tamburini e gli sbandieratori attendono il confronto, mentre i fantini sui bellissimi cavalli saggiano la pista preparata di fresco. 3 mesi fa ci eravamo incontrati in questa magnifica piazza dell'Orologio per la presentazione del Palio 2020, passato ormai alla storia come palio non corso. È stato allora come chiudere una parentesi dolorosa e riaprirsi alla speranza. Oggi siamo di nuovo qui, ancora non certi di aver vinto definitivamente la sfida sanitaria ed oppressi da un terribile conflitto a noi vicino, ma con la voglia e la determinazione e soprattutto la gioia di una nuova partenza. È questo lo spirito che ho cercato di infondere nel Palio 2022. Anche per me è stata un'esperienza lunga e faticosa arrivare a questo palio vero, come ama definirlo il sindaco Luigi Vagaggini. Considerate le vicende degli ultimi anni e il Palio 2020, lo ringrazio per avermi voluto onorare di un nuovo cencio, corso, dopo la solenne benedizione nella chiesa della Madonna di San Pietro. Ed ecco la mia opera per la carriera del prossimo 18 agosto. L'ho dipinta con tanto trasporto, pensando tutti i giorni a quanto potesse essere grande la felicità mia e vostra in questo momento di rinascita. In alto il panorama che si coglie dai giardini nasini, fedele nei particolari, dalle pietre dei muri alle tegole dei tetti, al bucato che si asciuga al vento. Il paese attuale, visto nella luce calda di un cielo di primavera che ispira fiducia e serenità. A destra, tra le rocce, una Madonna con in braccio un bimbo, il quale ricambia l'intimità e ravviva la forza della loro unione giocando teneramente con una ciocca dei lunghi capelli di lei. Al centro, un cavallo rampante che emerge prepotente tra le nuvole, in un'esplosione di colori, in cui predominano l'azzurro della speranza e l'arancio dell'ardore. Sembra uscire da un sogno il desiderio di noi tutti di rivivere con vigore le nostre passioni. Ma il senso profondo dell'iconografia da me scelta risiede nella simbologia sulla quale si appoggia, quasi fosse il suo basamento, tutta la rappresentazione. 4 giovani, nel pieno dell'età, fianco a fianco, ciascuno di una contrada diversa, con i propri colori ma all'unisono. Sembrano incitare tutti lo stesso cavallo, cosa impossibile. Li ho immaginati come nell'urlo liberatorio alla caduta del canapo. Si riparte. Nei loro occhi la gioiosa fatica dei preparativi, l'entusiasmo delle feste propiziatorie, la solennità delle sfilate, l'adrenalina della carriera, i sogni di riconferma o rivincita, rivali ma solidali, avversari ma allo stesso tempo complici, mentre riprendono oggi ad una voce il battito profondo della comunità pianese. Viviamo tutti, oggi e per il futuro, le vibrazioni che percorrono l'aria di Piancastagnaio. Abbracciamoci forte e prepariamoci a godere tutti insieme di questo palio della rinascita.